Bene, un buongiorno a tutti i presenti. Diceva un filosofo che la salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. Ecco uno dei sensi profondi dell'iniziativa del mese della prevenzione del tumore al seno, la diffusione di una cultura della salute che è sempre più necessaria ed importante per ciascuno di noi, innanzitutto ma anche per l'intera comunità. La salute non ha prezzo, ma la sanità costa e prevenire, tentare di anticipare le malattie significa anche contribuire a una migliore gestione delle risorse economiche, anche se il vero dono in questo caso lo facciamo a noi stessi e a quanti noi amiamo. La prevenzione è parte integrante di un gesto d'amore. Non voglio aggiungere nient'altro se non notare una singolarissima coincidenza. In questo mese noi ospitiamo qui a Palazzo Ferrofini una mostra singolare curata dalla professoressa Nelly Vanzan Marchini, allestita in occasione dei 600 anni della creazione del primo lazzaretto della storia, voluto dalla Repubblica di Venezia nel 1423. Mentre la medicina dell'epoca brancolava nel buio davanti alle pestilenze e alle epidemie, la classe dirigente veneziana usò il pragmatismo mercantile per monitorare i focolai epidemici attraverso canali diplomatici e spie. Il lavoro di intelligence permetteva di sbarrare l'accesso al contagio con l'isolamento di merci o persone sia infette che sospettate. Tutto ciò che appunto entrava e circolava nei domini della Repubblica Veneta doveva essere dotato di fedi di sanità, i Green Pass dell'epoca, documenti di viaggio che permettevano di coglierne la provenienza e destinazione. Le linee guida della politica sanitaria veneziana nei confronti delle pandemie vennero sintetizzate nel monito "guardarsi da chi non si guarda", che indicava la necessità di assumere misure preventive nei confronti di chi non ne adottava per fede o per ignoranza. Guardarsi da chi non si cura. Ecco allora che questo guardarsi da chi non si guarda diventa fondamentale anche ai nostri giorni, perché guardarsi, cioè fare attenzione a se stesse, ai segnali che ci dà il corpo, ma anche allontanarsi da abitudini insane, avviarsi ad un'alimentazione corretta e mantenersi in movimento diventa fondamentale. La prevenzione di malattie altamente pericolose rientra in questa idea del guardarsi, del curarsi prima, perché come dicevo all'inizio la salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. Il mese in rosa dunque per vivere meglio noi e per far vivere meglio anche le persone a cui teniamo di più nella nostra vita. Grazie alla LILT, grazie all'amica Silvia Rizzotto, instancabile animatrice non solo a Palazzo Ferrofini della cultura della salute, e a lei che cedo giustamente la parola alla conduzione della giornata. Prego Silvia. Buongiorno a tutti, grazie di aver accolto questo invito e per me è un piacere riportare anche quest'anno in sede del Consiglio regionale del Veneto questo momento di sensibilizzazione per l'Ottobre in Rosa. Quindi questo appuntamento particolarmente sentito soprattutto anche dalla LILT, quindi con l'iniziativa Nastro Rosa per ottobre. E vedete dietro abbiamo anche messo insomma la campagna di quest'anno di sensibilizzazione. Con questi eventi cerchiamo di raggiungere sempre più persone possibili, sensibilizzarle sull'importanza della diagnosi precoce dei tumori al seno e anche dei corretti stili di vita, ma anche i controlli diagnostici che dovremo anche fare, perché purtroppo lo sapete, uno dei tumori maligni che colpisce di più le donne, anche in Veneto, non solo in Italia, è proprio quello alla mammella. Quindi questa è la neoplasia più frequente nelle donne, circa 1 su 3 di tumore maligno riguarda questa patologia. E quindi è importante prevenire perché sappiamo che la possibilità di guarigione dei tumori, soprattutto quando vengono scoperti e sono meno estesi di 1 centimetro, è maggiore del 90%. Per questo è sempre importante la prevenzione e la LILT aiuta in questo, fa un sacco di campagne di informazione, non aiuta soltanto in questo mese per la diagnosi e quindi sensibilizzare, ma anche poi per assistere chi purtroppo si trova in una situazione che ti cambia un po' la vita, perché il tuo corpo si trasforma, cambiano tante cose, anche i rapporti con le persone a te vicine possono modificare, è importante avere anche un mutuo aiuto, diciamo, con altre persone che magari ci sono passate e ti possono accompagnare. Penso che
tutti noi o personalmente hanno avuto dei familiari o delle persone a loro vicine che purtroppo hanno sofferto o stanno soffrendo di questa malattia. Quindi è importante ogni occasione buona per sensibilizzare. Allora abbiamo qui con noi oggi la nostra assessore regionale alla sanità e sociale, Manuela Lanzarin, che la invito ad intervenire per un intervento. Grazie. Buongiorno, io molto volentieri intervengo in questo consenso. Ringrazio la consigliera Silvia Rizzotto, sempre molto sensibile e che ogni anno insomma, ci permette anche nel contesto della Casa dei Veneti del Consiglio regionale insomma, di poter fare sensibilizzazione, informazione e poter partecipare anche noi all'Ottobre in Rosa. Ringrazio la LILT che ci accompagna in questo percorso non solo per l'iniziativa che ci vede oggi insieme ma per tutto il lavoro che fanno all'interno del nostro territorio veneto, nelle singole aziende sanitarie con i volontari che sappiamo insomma sono poi la risorsa principale e più importante. Come è stato detto l'Ottobre in Rosa, l'ottobre è il mese dedicato alla prevenzione al tumore al seno in cui ci sono tantissime manifestazioni, ci sono tantissime iniziative, questo anche a testimonianza di un tessuto molto attento, molto vivace, molto sensibile perché vediamo che poi ogni anno si aumentano le iniziative, aumentano anche le iniziative che partono dal basso, dai comuni, dalle singole associazioni, dalle singole comunità trasversali di vario tipo, proprio però con l'obiettivo di informare e sensibilizzare e questa è sicuramente la strada più giusta. Vi do alcuni dati, è giusto in questo momento anche a dare alcuni dati rispetto a oggi com'è la situazione in Veneto. Abbiamo chiaramente i dati del 2022 e voi sapete che grazie all'attività di screening oncologici, nel caso specifico relativo appunto al tumore al seno che la Regione Veneto porta avanti per la fascia 49-74 anni, sapete che la Regione Veneto tempo indietro insomma, ha scelto di allargare dai 69 ai 74 anni, i LEA prevederebbero i 69 anni, nel 2022 sono state chiamate insomma, sono state chiamate 250.000 persone che hanno aderito, di queste 250.000 persone, questa va a sottolineare anche l'importanza dello screening, di queste 250.000 persone sono stati scoperti 1.650 tumori grazie allo screening. Di questi 1.650 tumori, 1.050 tumori erano nelle primissime fasi. Quindi vuol dire tumori anche asintomatici che quindi non sarebbero stati riconosciuti se non ci fosse stato lo screening e che quindi hanno permesso un intervento mini-invasivo, non troppo invasivo e hanno permesso quindi anche di avere degli esiti molto importanti e soprattutto positivi senza andare a invadere in maniera chirurgica anche molto forte, quindi dando anche una qualità di vita importante alle pazienti che purtroppo nello screening hanno però in tempo tempestivo insomma riscontrato appunto una neoplasia di questo tipo. Questo è credo la grande forza degli screening, la grande forza della prevenzione. Su questo noi voi sapete siamo molto attenti, stiamo investendo molto, i dati del primo trimestre del 2023 ci dicono che c'è un'adesione alla chiamata già del 69%, quindi un'adesione molto alta e quindi siamo molto fiduciosi che anche il 2023, voi sapete il Veneto insomma è una regione tra le prime per quanto riguarda appunto gli screening e quindi la risposta alla chiamata degli screening che vengono messi in campo, nello specifico quello del tumore al seno. Quindi siamo molto fiduciosi e continueremo a investire in questo. Sapete che ci sono anche delle novità importanti, ne abbiamo anche già parlato, ci sono le novità che sono contenute nel piano prevenzione regionale 2020-2025 in cui, e noi citiamo sempre e ricordiamo sempre perché crediamo che sia molto importante, abbiamo uno slogan ben definito e che oggi è riconoscibile, Vivo Bene Veneto, e per noi Vivo Bene Veneto vuol dire vivo bene se ho sani e corretti stili di vita, sani e corretti comportamenti, quindi se mangio bene, se mi muovo e se scelgo gli screening, quelli che mi vengono offerti tutti, in modo che posso sicuramente in maniera precoce individuare se ci sono dei problemi e poi intervenire.
All'interno del piano di prevenzione sapete anche che noi abbiamo l'obiettivo di abbassare lo screening ai 45 anni. Quindi andremo a coprire la fascia 45-74 anni, quindi abbassando e quindi anche la fascia 45-49 che oggi è quella scoperta. Sapete che però contestualmente ci sono dei progetti che stanno andando avanti in maniera anche molto buona, che sono quelli legati allo IOV, che quindi hanno individuato in una prima fase l'azienda l'USL Euganea, quindi il territorio padovano e il territorio del Polesine, in cui già c'è un'iniziativa che va a individuare per familiarità e a prendersi in carico anche delle persone che hanno meno di 49 anni, come è la fascia degli screening, proprio legate a delle caratteristiche ben precise. Io vado a chiudere sicuramente con il ringraziamento alla rete, che è una rete fatta, voi sapete, dalle nostre breast uni, da una presa in carico multidisciplinare, e sappiamo quanto sia importante, insomma, che la presa in carico sia multidisciplinare e accompagni la persona in tutte le fasi del percorso, quindi non solo nelle prime fasi, non solo nelle fasi operatorie, quando chiaramente si deve intervenire da un punto di vista operatorio e chirurgico, ma anche nelle fasi successive, quelle quindi poi di accompagnamento del ritorno anche alla normalità e alla quotidianità. E quindi ringrazio sicuramente tutta la parte dei nostri professionisti e quindi tutte le equip multidisciplinari che fanno parte delle breast unit del Veneto. Ringrazio i dipartimenti di prevenzione per la grande attività di prevenzione, di screening, insomma, che mettono in atto e che, come avete capito dai numeri che vi ho citato, diventano fondamentali ed essenziali, ma ringrazio non per ultime, ma chiaramente con anche un riferimento molto preciso, tutte le associazioni che oggi con noi si occupano di questa tematica, tutte le associazioni, nel caso specifico di oggi la LILT, ma anche tutte le altre associazioni, che con noi ogni giorno collaborano, mettono in atto progettualità, mettono in atto campagne comunicative, iniziative di vario tipo, perché ci aiutano a raggiungere più persone possibili, ci aiutano a raggiungere più donne possibili e ci aiutano a mettere in campo effettivamente la salvaguardia, ma soprattutto la tutela della salute di ognuno di noi. Bene, lo dicevamo, ottobre in rosa, ma in particolare il nastro rosa della LILT. Lo porto anche i saluti del coordinatore regionale della LILT del Veneto, Alessandro Gava, che purtroppo per altri impegni non può essere presente. Sapete che ci sono 106 realtà, associazioni provinciali della LILT in Italia e 20 coordinamenti regionali. Allora invito qui vicino a me la vice coordinatrice della LILT Veneto, Nelly Raisi Mantovani, che è anche vicepresidente della LILT di Treviso. Inoltre sono presenti qui con noi anche Fedele De Cristoforo, consigliere della LILT di Treviso, Gianluigi Reccarti, vicepresidente della LILT di Padova, Maria Isi De Bruschi, presidente della LILT di Rovigo, Carlo Pianon, presidente della LILT di Venezia, e Cesare Benedetti, presidente della LILT di Vicenza, oltre che Arianna Peternini, che è referente della segreteria LILT del Veneto. Prego, Nelly. Ed un onore essere qua. Vedo Silvia Rizzotto, che oltre a un'amica è una persona attenta a quella che è la tematica, ma vedo anche il nostro assessore Lanzarin, che è dentro il tema fino in fondo. Quindi quello che ha detto ci appartiene come associazione LILT. Oggi siamo qui presenti in rappresentanza del coordinamento regionale perché il nostro obiettivo è quello proprio di sensibilizzare più donne possibili in questo mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore del seno, più donne possibili affinché adottino il progetto della prevenzione e della diagnosi precoce, si attengano e rispondano a quelli che sono gli screening del Servizio Sanitario Nazionale e, come diceva la dottoressa Lanzarin, abbiamo raggiunto già nei primi 6 mesi un 65%. L'anno scorso, se non vado errata, era oltre l'80% che aveva aderito agli screening gratuiti del Servizio Sanitario Nazionale. Noi siamo molto fortunati perché abbiamo una regione attenta veramente e, come dire, e promuove iniziative che ci aiutano a portare questo nostro messaggio.
Dicevamo, perché la campagna Nastro Rosa? Allora posso dire per 55.000 ragioni. Le 55.000 sono le diagnosi che l'anno scorso, nel 2022, sono state le diagnosi di nuovi casi di tumore al seno in Italia. Nel Veneto 5.100 e qualche cosa. Quindi per tutte queste ragioni noi dobbiamo tenere desta l'attenzione a quella che è la diagnosi precoce, a quella che è l'attenzione alla propria salute, a quella che è l'adesione agli screening, e mi ripeto, perché sono messaggi importantissimi. Se il tumore viene diagnosticato nelle prime fasi, c'è una possibilità di guarigione di oltre l'88% a distanza di 5 anni, quindi quando è passato tutto l'iter delle cure chemioterapiche o radioterapiche. Quindi avere l'opportunità di parlare di queste cose, tutti noi, che ha citato dunque la dottoressa Rizzotto, tutti noi presenti del Veneto, avere questa possibilità, questa vetrina, questo, come dire, messaggio delle istituzioni della Regione Veneto per noi è fondamentale e importante, e ci sprona a continuare questo lavoro, perché noi siamo qua, rappresentiamo tantissimi volontari presenti su tutto il territorio, su tutto il nostro territorio veneto. Siamo in 7 associazioni provinciali, in Italia sono 106, abbiamo 400 ambulatori aperti in Italia per fare le visite gratuite di prevenzione e di diagnosi precoce del tumore al seno. Quindi sono dati significativi, dati importanti, e più se ne parla, più entra nella mentalità soprattutto della donna, perché poi parleremo anche al maschile, ma quello viene fra un mese. Soprattutto nella donna, questa idea di sottoporsi, di essere accolta nelle nostre associazioni provinciali, di aderire agli screening proposti, di farsi vedere anche, abbiamo i camper ambulatorio mobile, almeno 3 camper nella nostra regione, li abbiamo presenti, che costituiscono un punto di riferimento anche per le signore che vanno al mercato, si avvicinano, è gratuito, diamo informazioni, diamo, importanti messaggi, e quindi si avvicinano. Io sono volontaria da 30 anni e ricordo i primi anni che quando si parlava di Lega Tumori, c'era un po' di ritrosia. Adesso, quando siamo sulle piazze, la gente si avvicina e viene a chiedere informazioni, viene a chiedere consigli, e noi i nostri esperti li abbiamo presenti e danno tutte queste informazioni, oppure diamo un numero di telefono al quale riferirsi. Quindi questa occasione per noi è importante e fondamentale, quindi a nome di tutte le associazioni provinciali del Veneto ringrazio davvero Silvia, ringrazio l'assessore, ringrazio tutti coloro che si sono spesi perché questa giornata avesse un suo significato. Grazie davvero di cuore. Grazie. Stai pure qua, Nelly. Stai pure qua. Allora, in conclusione, prevenire è vivere, importanza di una diagnosi precoce, cerchiamo di sensibilizzare più persone che conosciamo, perché può salvare la vita alle persone e anche ai loro cari. Adesso io ringrazio i tanti colleghi che sono qui presenti, so che ci sono anche tanti impegni oggi, dopo per voi c'è anche la brochure, il nastro rosa, e poi chi non ha potuto intervenire lo darò dopo in aula. Invito qui i colleghi presenti e anche i responsabili delle varie LILT provinciali del Veneto, che facciamo una foto ricordo finale insieme anche all'assessore. Quindi vi invito a venire qui per la conclusione di questo momento. E ricordo che in questo mese, ringrazio anche la segreteria del Consiglio, il Palazzo Ferrofini viene anche illuminato di rosa, quindi grazie anche alla Presidenza del Consiglio, al Segretario Generale. Avevo letto tutto. Andiamo giù.